Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici dell'oroscopo, ben ritrovati in questo mercoledì insieme a noi. Io sono Maria e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Noi siamo pronti ad accompagnarvi con tutte le novità, ad andare un po' a capire come andrà anche questa giornata, come si prospettano quindi le prossime ore che saranno per molti dei nostri segni accompagnate da Venere. Vediamo in che modo. Partiamo dai nostri amici dell'Ariete, quindi a colorare di rosa la giornata, come dicevamo, il passaggio di Venere in Trigono. Il ricordo di un flirt si fa bruciante, spingendovi a ricontattare chi vi ha stregati in questo tempo. Ottima la forma, ma a una condizione: muovervi tassativamente, altrimenti perdete subito l'elasticità sia fisica sia mentale. Toro, voi il terzo grado alla vostra dolce metà non lo risparmiate nemmeno oggi, che Venere esce dall'opposizione. Non è colpa sua se il mondo va a rotoli. Il partner vi rassicura come può, d'altronde baci e abbracci alla fine sono una buona medicina contro le malinconie novembrine. Alla fine, diciamolo, anche una buona scusa per condividere i sentimenti. Gemelli, luce rosata anche per voi, accesa da Venere che passa nel segno opposto al vostro. Sarà lei la promotrice di un bell'incontro che potrebbe rivelarsi fatale, quindi occhi molto attenti. Buone nuove dunque sul fronte del cuore, corteggiamenti plateali o, se la coppia c'è, comunque tanto amore per voi. Cancro, alti e bassi, bonus d'amore infatti elargiti da Venere sono in scadenza. Da oggi, passando nella vostra sesta casa, potrà solo aiutarvi ad essere creativi nel lavoro, una cosa che comunque vi aiuta in questa giornata. In una questione personale in più utilizzate diplomazia, ma non cedete di fronte a eventuali resistenze, non distoglietevi dall'obiettivo. Leone, siamo da voi. Se il partner c'è, sarete pappa e ciccia oggi. Se ancora siete in attesa del principe azzurro o della principessa incantata, sappiate che è già in arrivo, è già per strada. Parola di Venere, trascinatori al lavoro, e quando il segno del comando è in vista, gli altri non possono far altro che seguirlo, è la regola. Vergine, voi vi svelate sempre zelanti e pragmatici, anche se l'ambito in cui sfoderate i vostri talenti oggi non sarà il lavoro, ma magari un'iniziativa di volontariato. Vi sfoderate le vostre armi anche in questo campo. Peccato però che proprio in questo mercoledì perdiate l'appoggio della bella Venere, stella dell'arte e dell'amore che vi ha decisamente aiutato in questo periodo. Bilancia, eccoci, giornatona pienamente felice con la luna dalla vostra e Venere che passa in sestile. Non potrebbe andare meglio in fatto di cuore, che pullula di sentimenti che riuscite pure ad esplicitare con dolci parole, quasi soavi. Rispolverate il vostro potenziale, mettetevi in gioco finalmente, abbandonate ogni timore e insicurezza e contate pure sulle vostre capacità. Scorpione, favorite oggi le attività commerciali, gli affari, ma anche i lavori creativi. Lavorate di fantasia oggi. Il trigono di Mercurio a Giove facilita contratti, acquisti e vendite, quindi sorridete. In coppia mettete da parte la forma e vi concentrate sul contenuto. Dichiarazioni ardite anche per i nostri single. E per i nostri Sagittario è arrivata la novità del giorno, l'ingresso di Venere nel segno per voi. Complimenti al vostro sorriso e alla capacità di godere di tutti i piccoli bonus regalati dalla vita. Sapete godervi anche le piccole cose. L'estero chiama in più. Se siete creativi o lavorate con il web, i vostri prodotti non hanno confini, quindi lanciatevi nella mischia. Capricorno, un luogo, un profumo, un ricordo e subito vi rituffate nel passato, ripensando a una storia di tanti anni fa, finita in seguito a un litigio. È storia passata. Voi comunque mettete il dito nella piaga e sentite questa tentazione di ricercare quella persona, scoprendo di non averla mai dimenticata. Quindi via il replay e vediamo cosa succede. Acquario, ancora nessuna news perché la luna è ancora in opposizione. In compenso però da oggi Venere vi strizza l'occhiolino dopo avervi disturbati a lungo con una quadratura piena di pretese, quindi ridimensionatevi e continuate sulla vostra strada. Un'amicizia amorosa, ricordiamolo, è la forma che più si attaglia al vostro spirito libertario, quindi tuffatevi nei sentimenti. Chiudiamo ancora con i nostri pesci, a cui tocca salutare la bella Venere che vi ha coccolati regalandovi sentimenti profondi e tanta poesia in questo periodo. Oggi cambia segno posizionandosi in quadratura, quindi le cose cambiano. Quanto a esagerazione, infatti, sarete dei veri fuori classe, questo ve lo possiamo dire. Importante non puntare ad obiettivi impossibili, cercate di rimanere in equilibrio con le vostre forze. E tutto quindi in quanto a novità per questo mercoledì di novembre. Noi vi salutiamo, il nostro oroscopo insieme a me Maria ritorna domani. Una buona giornata a tutti e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0